Guardate questo signore, sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Sono diventate le immagini simbolo della devastazione causata dal maltempo a Verona. Protagonista del video che ha fatto il giro del web è Daniele Iattarelli. Ieri, quando le vie della sua città si sono trasformate in un fiume di acqua, fango e ghiaccio, ha tentato di mettersi in salvo camminando lungo i muri delle abitazioni, sommerso fino alla gola. Questa mattina lo incontriamo nel suo laboratorio, dove si trovava anche ieri sera. Il Tempo racconta di sistemare alcune cose nel retrobottega. Quando sono tornato ho visto cosa stava accadendo. È arrivato un fiume d'acqua, ghiaccio, foglie, ha sfondato la porta, ha sfondato la finestra e ci siamo trovati pieni d'acqua. Iattarelli ricorda quegli attimi durante i quali il suo laboratorio si è trasformato in una trappola. Mi sono trovato incastrato qui in laboratorio con l'acqua praticamente alla gola. E per fortuna si è rotto una porta a vetro e sono riuscito almeno ad arrivare qui. E poi da qui, quando il ghiaccio si è iniziato un po' a muovere, sono riuscito a scappare vicino al muro, stando vicino al muro e aggrappandomi ai pali che ci sono lì. Per dei lunghi, interminabili minuti l'uomo ha temuto di non farcela. Era bloccato tutto qua, c'erano mobili sopra altri mobili, è stato abbastanza brutto. Il problema era che era ghiaccio e non si riusciva a camminare in mezzo, era difficilissimo. Con la consapevolezza di aver corso un grande pericolo, adesso Daniele Iattarelli deve fare i conti con i danni nel suo laboratorio e la sofferta decisione di andarsene da qui per riaprire altrove l'attività. È tutto da buttare, ho 10 anni di laboratorio buttati via nel fango e nell'acqua. Cambierà qualcosa adesso per lei, si sposterà? Sì, decisamente, anche perché ripartire qua sarebbe impossibile ormai. Sono da buttare via tutti, i mobili, i macchinari. Non investirei di nuovo in questa zona qua.